Ben trovato, un gradito ritorno, Marco Pignotti. Oramai ti Grazie. conoscono tutti, ma noi lo diciamo, insomma, l'enologo Assolutamente. della cantina Colli Ripani, diciamo a Ripa Tranzone. A Ripa Tranzone, infatti adesso mi geolocalizzo perché infatti come volevo far vedere, non so quello che si può vedere, comunque. Allora, qui siamo a Ripa Tranzone, un attimo. Ecco qui, quello lì è lo skyline di Ripa Tranzone visto da nord. Ok, lo vediamo dal vivo, diciamo, e non nelle etichette della linea Colli Ripani, come abbiamo visto Bravissimo. l'altra volta. Ecco, Qui adesso lo possiamo sulla vedere. destra trovate l'azienda, il polo diciamo di produzione di cantina Colli Ripani. Poi ci spostiamo praticamente nella parte verso ovest, cioè cominciano le colline fino ad arrivare al Monte Ascensione, dietro abbiamo il Monte Vettore, quindi i Sibillini, e poi di qua si va, adesso faccio due passi perché arrivo sopra il Poggio che è molto bello, siamo a circa 280 metri qui sul livello del mare. Quindi qui mi sono attrezzato in vigne perché poi dopo magari... Ah, proprio, ma guarda, cioè, un mito, niente. Il Marco... vicolo, lo volevo fare nel vicolo che è di Ripa Tranzone, quindi... però lì non Esatto. abbiamo sicuramente campo e quindi questo è come scorcio le colline marchigiane. Qui siamo nella vallata della Val Menocchia, quindi un torrente minore, però qui al nord abbiamo Monte Rubiano, Montefiore e poi praticamente per arrivare al mare, quindi ti avevo detto che ti portavo al mare, ti ci porto. Grazie. Ecco, Meraviglioso. Arrivo in cima e c'è il mare. Eccolo, bellissimo, un regalone, insomma, questo. Mi manca molto il mare, E questo è il vigneto da dove nasce il vicolo. Quindi Siamo qui. è proprio lui, Eccolo qui. insomma. È Questo proprio è lui. l'uvaggio sangiovese principalmente. Oggi Eccolo. siamo... Già sono nate, insomma, i Ecco, siamo grappoletti. praticamente all'inizio fioritura. Quindi proprio, ecco, abbiamo visto qualche pistillo che viene fuori. Aspetta che ve lo faccio vedere. C'è fortunatamente un bel vento che ci regala... Eccoli. Però ecco, proprio Sì. per arrivare... È imminente la fioritura. Da qui a 7 giorni sicuramente ci sarà la fioritura del Sangiovese, che è la varietà principale del vicolo. Dopodiché, Certo. oltre al Sangiovese ci sono altri uvaggi rossi, ma non ve li svermo, insomma, perché... Cioè, quello è il tuo segreto? Quello è il tuo Perché segreto. vi devo dire, insomma, tutto. Sì, insomma, lo diciamo, perché oggi sono anche, dicevo, un po' emozionata e sono contenta, insomma, Certo. che è uscito questo nuovo prodotto vostro, insomma, che tu hai già svelato, che si chiama appunto il vicolo. Sì. Il vicolo che è un omaggio ovviamente a Ripa Tranzone, perché dove c'è il vicolo più è un stretto omaggio. d'Italia. Siamo legatissimi al territorio perché la cantina sta a Ripa Tranzone, quindi è nata qui, è nata nel 69, quindi non per questo, quindi non rinneghiamo sicuramente il territorio, anzi abbiamo puntato tutto sul territorio. E i nostri vini li abbiamo dedicati come la linea 508, come la linea Colli Ripani, la linea 77, tutto comunque sia gira intorno ai nostri luoghi. E questo nuovo nato non da meno poteva esimersi da questa situazione. Esatto. Insomma, quindi... E questo dove lo inseriamo? Nella linea premium? Questo è un vino rosa, come a te piace, insomma. Esatto, vino della rosa. linea premium, un vino rosa. Infatti sono molto contenta che la linea premium ha questo nuovo, insomma, questo nuovo acquisto. Avevamo prima un prodotto su una linea Colli Ripani, ma poi adesso abbiamo deciso di lasciare comunque sia un solo prodotto, quindi questo della linea premium, perché era quello che secondo noi poteva anche dare sicuramente dei risultati migliori in termini, insomma, di prodotto e anche di pubblicità, Certo. di far conoscere l'azienda, di promuovere l'azienda. E a questo abbiamo voluto studiare quindi un'etichetta molto particolare. Infatti l'etichetta è molto bella, bisogna fare i complimenti, insomma, a al designer Andrea Castelletti, che sempre ci regala delle emozioni attraverso le etichette, quindi racconta i luoghi attraverso
le nostre etichette. L'etichetta praticamente non è altro che la riproduzione proprio del vicolo, quindi questa etichetta squarciata, tagliata, dove viene raffigurato il vicolo, e da quello poi praticamente si osserva i vari punti di vista del vicolo, da sopra, da sotto. Quindi... infatti dice uno sguardo in su e uno ai lati, insomma, certo, certo, quindi... certo. E poi sono due sguardi sul mondo, due punti di vista, stavo leggendo, Sì, questo voleva dire il sì, sì, nostro amico Andrea Castelletti, certo. però che poi dopo si uniscono, insomma, nell'equilibrio di questo prodotto, diciamo. Che poi si uniscono e trovano la sintesi proprio nel prodotto, insomma, in questo vino. Esatto. Era una delle novità del Vinitaly del 2020. E va bene, e adesso invece la presentate qui a Decanter, insomma, più o meno Invece la stessa cosa. a Decanter con Serena, hai visto? Allora, Tutti i mali vengono per nuocere. Esatto, hai Eh? visto? A me proprio mi fate felice, insomma, amo il rosa, insomma, questo vino premium rosa, non vedo l'ora di assaggiarlo, infatti sarà proprio il mio regalo di compleanno, infatti. È arrivato un po' in ritardo, però va bene. Va benissimo, e poi sarà il numero 7 praticamente della linea, 7 è il mio numero 7, fortunato, sì. perché è certo che c'erano già, insomma, nella linea prima non c'erano 6 etichette, quindi Sì, questo quindi si aggiunge alla 7. etichetta. Esatto, io sono nata il 7 maggio, insomma, quindi proprio... Quindi la cabla ti rispetta, insomma. Comunque il vino rosa non è un vino bianco e rosso mischiato, ma bensì è un vino rosso vinificato in bianco. Di conseguenza allontaniamo le bucce nel più breve tempo possibile, dopo che abbiamo fatto il punto di colore che vogliamo, piuttosto che vogliamo estrarre qualche precursore aromatico, dopodiché praticamente il prodotto viene vinificato in bianco, quindi allontanato Cioè, dalle quindi bucce. voi fate, questo te lo volevo chiedere, infatti, Sì. di questo nuovo prodotto, solo la pressatura, praticamente una pressatura soffice, non fate nessun contatto con le bucce, nessuna macerazione, bucce, macerazione più o meno lunga, insomma. Qualche ora in pressa, quindi l'uva già diraspata, poi in pressa, quindi rimane per magari un'ora o due insieme alle bucce, proprio per cercare di prendere il punto di colore, e poi dopo si va ad eseguire le stesse lavorazioni che ci sono per i vini esatto, si continua certo la vinificazione come se fosse un vino bianco, senza bucce, quindi siete un po' un vin gris della Languedoc-Roussillon, insomma, che lo fanno in questo modo, Lo assaggiamo anche, perché io ancora non l'ho assaggiato, Dai, non ci credo. No. Giuro, guarda, dico, devo aspettare Marco. Lo apriamo insieme. Sì, vabbè, io quello l'ho aperto. Ovviamente io lo apro sempre, come te sai, insomma, perché se no poi mi rimproverano che non ci riesco. Io non ho avuto tempo di aprirlo perché ho dovuto allestire prima, quindi poi ero con te. Certo, e questo vino comunque va servito leggermente con una temperatura un po' più alta di un bianco, cioè non come un rosso, no? Di solito il rosato, sì. Senti che, vero? Io mi sono portato il ghiaccio in campagna. Ah, guarda, è super attrezzato, insomma. Perché a me piace comunque sia un po' fresco, anche perché poi se è molto caldo, con un attimo si scalda. Molto caldo no, però leggermente, guarda, il colore è bellissimo, mi piace tanto, perché non è proprio chiaretto, sì. Insomma, come i chiaretti, ma non è nemmeno, ecco, non è nemmeno quel rosa, sì. Esatto. Intenso. Esatto, quindi il colore è bellissimo, e quindi bravo Marco. Adesso lo sentiamo anche. Ah. E poi è bello fresco comunque, si sente però la fragolina, allora, si sente qui. È stata voluta questa nota intensa, fresca, molto fresca, sì. Molto, si sente, io come descrittore ho anche una pesca a polpa bianca. Sì. Quindi frutta a polpa bianca. Si è visto, se rompi fra poco sono pronte le Saturno, quelle piccoline schiacciate, tu le apri, ricorda molto questo sentore. Sì, poi bello, fresco. C'è una bella nota, comunque sia, c'è anche un po' di frutta, si sente, anche il floreale, però si sente anche una nota molto verde, fresca. Sì, infatti è proprio bello, fresco, minerale, si sente, cioè la frutta si sente, quindi la fragola. Mm-hmm. Bravo Marco, comunque c'è tanta freschezza, C'è proprio, è la cosa che che mi colpisce di più di questo vino. La cosa è voluta, nel senso, abbiamo voluto ottenere questa freschezza, il punto di freschezza è fondamentale.
È vero che lo dobbiamo andare un po' a guardare come se fosse un bianco, no? Di conseguenza la spalla, la vitalità gliela dà l'acidità, quindi l'acidità come acido tartarico, ma anche una buona acido, un rapporto di acido malico, quindi che ti dà proprio questa nota verde che ricorda un po' la mela, che ricorda un po' le Grammy, no? Quelle mele verdi. E quindi Certo. è voluta perché poi lo sostiene anche nel tempo, quindi... e poi anche per l'abbinamento con i piatti. Certo, infatti ti volevo chiedere questa cosa, ma infatti che avete progettato, insomma, lo fate anche magari affinare oppure sarà un vino che verrà venduto, insomma, come vino d'annata? Guarda, Eh, allora, questo è, secondo me, non è un prodotto che è stato fatto per bere subito, nel senso, per bere solo nella stagione. ah, Secondo ah. me ha le carte per poter andare avanti con gli anni. Da come ha la struttura, ha questa bella acidità, questa mineralità che tu dici, questa salinità. Quindi è un prodotto che sicuramente riesce anche a superare, diciamo, il tempo. Marco, grazie per questa Grazie a chiacchierata voi, e per grazie a questo te. bellissimo regalo, insomma, di questo vino rosa. I nostri follower saranno un po' invidiosi, che abbiamo Eh, assaggiato questo vino in anteprima, ma Lo già possono comunque, acquistare esatto. dappertutto, quindi sui nostri canali social, quindi sul shop online, seguiteci sui canali social, lo shop online è aperto, sui nostri le enoteche, sia romane Ah, che italiane in perfetto. E avete generale. già riaperto anche i vostri punti vendita? Sì, Sì, i non nostri sono punti mai stati vendita chiusi praticamente. sono, alcuni erano chiusi, abbiamo riaperti, adesso abbiamo tutti gli shop aziendali aperti già da lunedì e trovate su tutti gli shop aziendali, abbiamo lanciato lunedì il nostro vino rosa, il Vicolo, e sta avendo un successo favoloso, insomma.